chiedono sempre 1-2. Toni è bravissimo a fare la sponda. Ledesma chiede perché, se non ho capito male dalla via dei Calvaresi, ha detto con l'1-2 il giocatore andava a tirare, sì, quindi interessato della palla è andato addosso. Adesso lo rivediamo, guarda. No, pensavo fosse andato addosso, invece sembra uno scontro fortuito, Dario. sì, in effetti Ledesma non guardava, no. non stava guardando Juanito Gomez. Calcio di punizione per il Verona, primo cartellino giallo del match nei confronti di Ledesma, che non è nella lista dei diffidati. Sul pallone Alfredson, non è però l'unico a poter andare alla conclusione, c'è anche Jorginho, si allontana Agostini o Alfredson o Jorginho. Marchetti ha sistemato 4 uomini in barriera, Jorginho chiama lo schema, sembra quello di un cross e non quello di un tiro. Può tirare anche in porta, perché l'ho visto già fare. Oggi chiaramente i tanti saltatori, occhio a Cacciatore, occhio a Toni, il cross verso Luca Toni. Lazio 0, la firma è del numero 9, Luca Toni. Qui viene a prendere, adesso vediamo veramente questa punizione battuta alla grande, dalla testa e poi Toni di testa. Dopo 5 giornate ritorna al gol. Il sesto gol in campionato, il settimo contro la Lazio per Luca Toni, che porta subito in vantaggio la squadra dei Mandorlini. Perfetto l'assist di Jorginho, perfetto il colpo di testa di Toni. Qui sono fatti scivolare via. Lo molla Biglia, non riesce a prenderlo Andre Dias di testa. Toni da solo è davvero immarcabile, mette la palla lì dove Marchetti non può arrivare e il Verona è avanti. È il suo nuovo simbolo, direi, perché quest'anno veramente sta facendo delle cose eccezionali. Sembra ritornato ragazzino, giovanotto, no? E chissà se a Firenze ci stiano mangiando le mani per essersi fatti sfuggire. Luca Toni, che lo scorso anno ha fatto tanto bene con la maglia viola, 8 gol in 27 presenze con Montella. Oggi la reazione del cross di Conco, sembra davvero intenzionato. C'è un bel tiro, Dario. Per andare direttamente in porta. Bisogna fare dall'altra parte un gol da più o meno dalla quella distanza. Eccolo qua, Juan Manuel Iturbe. Deve stare molto attento Marchetti, perché questi palloni leggeri Già 3 gol per lui in campionato. Marchetti è preoccupato, lo si capisce dal fatto che ne abbia messi ben 4 in barriera. A quella distanza non è poco. Il fisso di Calvarese, parte Iturbe! Iturbe! Il vantaggio del Verona con Iturbe! Tira, perché io ne ho visto fare un gol dall'altra parte uguale a quella medesima distanza. Come ho detto prima, Marchetti deve stare molto attento. Marchetti mi sa che ha sbagliato. Adesso voglio rivederlo. Tra un po' vedremo, sì. Credo che la palla gli sia rimbalzata proprio davanti. Il quarto gol in campionato per Juan Manuel Iturbe. La festa del numero 15, ma prende il pallone sì, è rimbalzato proprio davanti. Sì, eccolo che non riesce a dargli la mano. L'errore di Marchetti, ma era difficile perché quel rimbalzo lì l'ha davvero beffato. Ha aumentato di velocità e lì non c'è niente da fare. Il gol di Iturbe, il Verona è di nuovo avanti. Ci aspettavamo spettacolo, e spettacolo in effetti è. Una bella partita, veramente. E questa è la gioia di Mandorlini dopo il gol che ha riportato avanti i suoi. Ledesma. Lulic all'indietro per Andre Dias. Movimento Iturbe, la partenza di Romulo. Iturbe, ancora Iturbe, salta due avversari, non ha nessuno, è completamente isolato. Aspetta l'arrivo di Juanito Gomez, 3 contro 2, Juanito Gomez per Toni, Toni con il sinistro, la mette in mezzo, Romulo! Romulo! Il 3-1 del Verona, Romulo! Da dove è partito Romulo? Non si è fermato un attimo, si è trovato solo a porta vuota per concludere l'azione di Toni. Che contropiede che ha preso la Lazio. Su un calcio d'angolo della Lazio sono ripartiti e hanno fatto il gol del 3-1. Dario. La fotografia di Romulo e i suoi tifosi. È il gol del 3-1 al minuto numero 18, quarto gol in campionato per Sousa, Orestes Caldeira, per tutti Romulo.
Pensa quando è partito in turno e lui era solo, guarda dov'era, sulla fascia. Il tocco per Toni, posizione regolare. Toni che qui la mette in mezzo, era chiaramente un cross e Romulo non può sbagliare, a porta vuota, fa 3-1. Comunque non puoi prendere un gol sul calcio d'angolo che è a tuo favore. Una ripartenza pazzesca, chiama una ripartenza, contropiede, quello che vuoi. Adesso vedremo la reazione della Lazio, mentre qui al Bentegodi c'è un frastuono che nemmeno la notte di Capodanno. E qui tutta la felicità del brasiliano. Franco è arrivato in prestito con diritto di riscatto per la metà, secondo te verrà esercitato? Io penso che sì. Davvero un campionato straordinario per ora per Romulo. Merito dalla società, insomma, di Soldiano. Cari si gira ma trova subito Donadelle, pronta a raddoppiarlo. Donati per Juanito Gomez. Donati chiede palla a Jorginho in profondità, un attimo per l'intervento. Jorginho si immola, Jorginho, Toni, ancora Luca Toni, terza doppietta contro la Lazio, poi per Verona, 4-1. Ancora un contropiede, guarda, vedere una squadra come la Lazio da fuori casa e prendere ancora un altro contropiede veramente mi lascia un po' così. Non so. A prescindere che è scivolato Sana lì, però sinceramente 2 gol e un assist, forse non ti offenderai se ti chiedo perché abbiamo partita Sky, scivola Sana, Jorginho, serve Toni, controllo, palla in rete. Sono sempre in superiorità numerica quelli del Verona, Dario, non so se hai visto. 2 volte Toni, settimo gol in campionato, ottavo contro la Lazio, davvero un incubo per i tifosi biancazzurri. Luca Toni.